Il Veneto è una terra splendida, amata dagli amici, come potete vedere alle mie spalle, stranieri, loro sono turchi, non solo per i prodotti locali ma per il territorio, ed è quindi meta per indimenticabili matrimoni. Siamo qui non per parlare di un matrimonio, ma per un voto importantissimo, quello dell'autonomia. Il 22 ottobre il Veneto è chiamato a esprimere la propria scelta. Per saperne di più, seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? 22 ottobre io penso di votare sì, anche se è un sì molto critico, nel senso che questo referendum è sostanzialmente un referendum che si poteva anche non fare, anzi a mio avviso non si doveva fare, perché già da un anno e mezzo c'è una richiesta di attivare questo negoziato per l'autonomia da parte della Regione Veneto, votata in Consiglio regionale, a cui il governo nazionale ha risposto di sì. E quindi sostanzialmente noi facciamo un referendum per una cosa che già si potrebbe fare, un negoziato cioè sul fatto di avere in alcune materie una maggiore autonomia per la Regione Veneto, cosa che noi condividiamo e che però, ripeto, si potrebbe raggiungere anche senza il referendum e si potrebbe raggiungere soprattutto con un accordo con lo Stato e non con uno scontro con lo Stato come un po' si vuole evocare in questa campagna referendaria. Perché sì? Io non potrò votare no a questo referendum, però ripeto, vedo i grossi limiti di un referendum che temo venga fatto e venga poi letto anche con altri significati. Per esempio, si potevano risparmiare quei soldi, quei 14-15 milioni che si spenderanno sostanzialmente inutilmente, perché ripeto, il giorno 23 di ottobre noi potremo fare esattamente quello che potevamo fare anche dal 16 marzo del 2016, cioè un negoziato con il governo centrale per concordare con quel governo una maggiore autonomia per il Veneto, che poi il Parlamento nazionale dovrà votare con una legge votata da entrambe le Camere. Quindi è un cammino lungo, per nulla semplice, positivo se interpretato positivamente. Per questo motivo votiamo sì, però con grande attenzione a non dire altre cose. Ad esempio, il Presidente della Regione dice che diventeremo come l'Alto Adige. Non sarà così, non sarà una regione speciale l'Italia, perché proprio la Corte, nell'autorizzare il referendum, ha detto che non può essere una regione a statuto speciale perché ha negato quel quesito. Non avremo più soldi, come anche questo si dice nella propaganda referendaria, perché se avremo più competenze ci daranno i soldi che servono a pagare per esempio gli insegnanti che oggi paga lo Stato, ad esempio se fosse la scuola una nuova competenza. Quindi bisogna stare molto molto attenti, è un sì che non abbia fraintendimenti e non abbia bugie verso i cittadini. I veneti andranno a votare? Ma io penso che una parte andrà a votare, perché in qualche modo ci sarà questa spinta, ripeto, molto spesso anche sollecitata in modo improprio purtroppo, per andare al voto. C'è anche molto scetticismo in giro, proprio per questi motivi che io le ricordavo. Noi stessi come Partito Democratico, che abbiamo espresso un sì critico, appunto come dicevo, diamo anche libertà di voto perché ci sono molte controindicazioni, e devo dire che soprattutto gli accenti anche di questi giorni che sentiamo da parte del Presidente della Regione, per esempio questo paragone con la Catalogna, è assolutamente improprio, perché noi diciamo che il nostro sì, e questo lo pensano molti veneti, è dentro la Costituzione, non contro la Costituzione, e questo per noi è un argine assolutamente importante, mentre in Spagna, come sappiamo, la Catalogna è andata oltre la Costituzione. E dopo? Dopo, esattamente, continuiamo un po' il ragionamento, dopo quello che si apre, e per quello bisogna dire la verità ai veneti fin da subito, fin prima del referendum, non è il giorno, diciamo, della festa, non è il giorno in cui arrivano le risorse, non è il giorno in cui diventiamo come Trento e Bolzano, è il giorno in cui tutti i nostri problemi che abbiamo dobbiamo affrontarli discutendo con il governo nazionale, che è disponibile a farlo, lo era già da un anno e mezzo fa, per fare in modo di avere più autonomia, ma autonomia positiva, che vuol dire responsabilità, non scontro, non necessità di avere chissà quali rivincite, perché non ci saranno né più reddito né più competenze se questo è il meccanismo. Io non vado a votare, assolutamente.
ho deciso, ho riflettuto, è una decisione anche dolorosa perché ogni qualvolta c'è una votazione sento non solo il diritto ma anche il dovere di esprimere un giudizio, ma ritengo che questo referendum è tutto un po' una farsa, in quanto si domanda ai veneti una cosa ovvia, cioè se i veneti sono favorevoli al fatto che la Regione avvii il percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione, e infatti questo è l'unico quesito che è sopravvissuto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, proprio nella sua motivazione, che è riportata tra l'altro sul sito stesso della Regione dove è riportato il testo della legge referendaria, dice non si vede perché non si possa considerare legittimo questo quesito, dato che è il passo propedeutico all'eventuale attuazione dell'articolo 116. Io mi chiedo sinceramente come mai la Regione, che insomma tutto sommato è amministrata in continuità da molti anni e ha sempre avuto questa grande vocazione autonomista, non abbia già provveduto, visto che la riforma risale al 2001 del titolo V, ad avviare questo processo che prevede il coinvolgimento obbligatorio degli enti locali, dei vari soggetti del territorio, per formulare una proposta di legge che poi deve essere considerata dal Parlamento italiano. Trovo che sia un passaggio quindi inutile e non capisco perché si stia dedicando tutto questo tempo e tutte queste risorse, sia in termini di energia che di finanza pubblica, a chiedere una cosa, ripeto, ovvia. Per questo motivo l'unica cosa che mi sento di fare come cittadino veneto è non andare a votare, perché mi sento fondamentalmente presa in giro. Trovo che le istituzioni abbiano il ruolo fondamentale di applicare le leggi dello Stato e di seguire quelli che sono i percorsi dettati dalla nostra Costituzione. Quindi auspico che finito questa kermesse elettorale, davvero si cominci a lavorare come ha fatto già l'Emilia Romagna, che ha attivato questo processo di consultazione del territorio per poter arrivare a una formulazione di proposta delle proprie autonomie rispetto alle tematiche consentite dalla Costituzione. I veneti andranno a votare? Io penso che andranno parecchi veneti a votare, anche se spero che molti come me si stiano chiedendo le reali motivazioni di questo voto e comprendendo il fatto che di fatto non sortisce alcun effetto se non quello di ribadire l'ovvia aspirazione di ogni, credo, regione italiana di poter essere autonoma nelle materie in cui le è consentito. Spero che rifletteranno, ecco. E dopo? E dopo spero che sia la volta in cui davvero la nostra giunta regionale si attivi per poter fare il percorso che ci può portare a fare delle proposte serie sui temi sui quali si ritiene di poter legiferare in maniera più efficiente e più efficace rispetto allo Stato centrale sulle cosiddette materie concorrenti. Caso di oggi, sentivo che c'è stata una grossa protesta perché il Ministero della Salute si è rifiutato di promuovere una legge nazionale che abbassi le soglie dei PFAS. Sinceramente, proprio perché la sanità è una materia affidata alle regioni, non capisco come mai il nostro governatore, prima di andare a bussare e urlare alla luna sul piano nazionale, non si sia preoccupato di attivarsi rispetto a questo grosso problema che sussiste ed è noto da anni. E invece siamo qui a urlare.